Se stai cercando una casa singola, nuova, in centro a Mestrino, realizzata quasi interamente in un piano, costruita in legno, con tetto in legno e tutte le ultime tecnologie, seguici perché questa è la soluzione che fa per te. Entrando troviamo subito un'ampia zona soggiorno cultura open space con diverse finestre e vetrate che affacciano sul giardino. Alla sinistra una scala che conduce al primo piano su una camera da letto con un bagno. Proseguendo invece dall'altra parte troviamo subito due ampie camere da letto matrimoniali con un primo bagno finestrato padronale, una prima camera da letto matrimoniale molto spaziosa con esposizioni a sud e tutta la travatura in legno a vista a tutta altezza. La casa è dotata di impianto di riscaldamento a pavimento, tetto in legno, tapparelle motorizzate, riscaldamento in pompa di calore, ventilazione meccanica controllata e tutte le ultime tecnologie che troviamo in una casa nuova. La seconda camera da letto matrimoniale ha anche il bagno finestrato, con accesso diretto dall'interno. Continuando troviamo il garage per un'auto con un accesso comodo diretto da strada di lottizzazione e un locale tecnico dove è stata predisposta una lavella, l'arrivo per la pompa di calore e tutti gli altri impianti tecnologici che sono stati pensati per questa casa. I punti di forza di questa soluzione sono naturalmente il fatto che ci troviamo in centro a Mestrino e comodissimi a tutti i servizi, in una casa nuova ancora da finire, sviluppata quasi tutta su un piano, con in più una camera e un bagno al primo piano. Una soluzione adatta a tantissime esigenze che merita di essere vista. Terminata la visita al piano terra, andiamo a vedere la camera con il bagno che troviamo al primo piano. Seguiteci. Arrivati al primo piano abbiamo una camera da letto di misura doppia con il suo bagno finestrato, una stanza comodissima che accede tra l'altro dalla zona giorno senza attraversare il resto della zona notte. Anche qui abbiamo tutta la travatura in legno e una stanza a tutta altezza. Proseguendo, la casa ha uno spazio esterno tutto intorno.